su questo tema. Silvia dedica e ha dedicato gran parte del suo tempo e della sua giovane vita proprio allo studio, al tema della tradizione, della ricerca, e a lei che conosco da tanto tempo e con la quale facciamo riflessioni anche sì, molto di visione, ho chiesto di trattare appunto questo di argomento. Difendo il mio popolo. Guardate che abbiamo scelto parola per parola. Quando Giorgio ha detto che ci siamo attardati anche sulla scrittura di questo decalogo, è perché abbiamo voluto dare importanza alle parole. È una società che ha smesso di dare importanza alle parole. Qualcuno prima ha fatto una riflessione sul tempo. Noi lanciamo parole, alle volte offese, alle volte stupidaggini, perché tanto il giorno dopo, anzi qualche secondo dopo, un altro tweet ha cancellato quel di prima. Proviamo a ritornare a dare un senso alle parole. Allora abbiamo voluto usare aggettivi e parole con senso. Allora, difendo il mio popolo, la mia tradizione e le mie radici cristiane. Grazie Silvia. Io ringrazio Elena per avermi invitata qui oggi. Io credo che la bellezza di oggi stia nell'entusiasmo che sto sentendo, che è un entusiasmo contagioso, il senso di appartenenza che sto sentendo. Io sono un avvocato, faccio volontariato in maniera attiva perché faccio parte di Cittadinanza Attiva e sono la vice coordinatrice regionale del Tribunale per i diritti del malato, quindi sto in prima linea tra le persone. E con Elena, le volte con cui ho parlato, ho detto che c'è bisogno di ritornare ad appartenere ad una comunità che incarni degli ideali, dei valori, perché una democrazia con accanto la parola relativismo etico è difficile, è terribile, porta a strumentalizzare, porta all'odio. Io oggi sono felice di essere qua perché il manifesto, sento parlare di amore, sento parlare di aggettivi positivi. Oggi è la politica dell'odio. Io scrivo qualcosa in Facebook, qualcun altro scrive qualche cattiveria, scrive qualche insulto. Io conosco Elena, stimo Elena e la cosa bella è, da cittadina, io dico di stimare una persona che fa politica. Oggi il politico sembra quasi vergognarsi, invece io stimo Elena e vi dico, dopo vi difendo il mio popolo, la mia tradizione, le mie radici cristiane. È una cosa che volevo dire ad Elena personalmente, ma mi permetto di dirla in maniera pubblica. E ha a che fare con il Veneto e con il popolo. Ai primi di novembre io mi occupo anche di diritto canonico e con la facoltà di diritto canonico siamo stati a Roma e siamo stati ricevuti dal segretario di Stato Parolin. È un veneto, è di Schio. Io non pensavo che a noi semplici studiosi di diritto canonico il segretario di Stato dedicasse ad ognuno di noi, eravamo in 40, 5 minuti. Ci ha chiesto come vi chiamate, da che diocesi siete, cosa fate. Ha chiesto a me, ma il Veneto lì come sta, com'è dopo il maltempo. E questa educazione, questa maniera di essere, questo darci attenzione mi ha fatto venire in mente Elena. Il suo modo di essere, questa sensibilità di un personaggio, perché il segretario di Stato del Vaticano non è il primo che incontri. E quindi il popolo, posso bere un po' di acqua perché... Grazie. Tradizione. E riporto una citazione che non è mia, ma è di Giovanni Gentile. La tradizione di un popolo è la sua paternità, la sostanza della sua personalità, quale si costituisce nella coscienza che ogni popolo ha di se stesso. Quindi non esiste un popolo senza una tradizione. Con Elena mi ha detto, fai un accenno anche alla questione istriana. Io credo che fin quando non risolveremo
quando non ci sarà una memoria condivisa sulla storia delle foibe e dell'esodo, saremo sempre degli italiani orfani. E io non so chi sono i miei genitori, sono nella mia famiglia adottiva, però il pensiero di chi sia il mio genitore naturale ce l'ho. Noi per essere veramente italiani dobbiamo avere questa memoria condivisa, se no saremo altrimenti sempre orfani di questa storia che cancella un pezzo di italiani. E poi la tradizione, una tradizione che non è un qualcosa di morto, non è un qualcosa di morto. E qui mi permetto di citare Francesco De Santis, che parla con dei tedeschi fino all'Ottocento e dice: voi venite a vedere i nostri musei, le nostre opere d'arte, ma la tradizione non è un qualcosa di morto, non è un museo da spolverare, la tradizione è un qualcosa di vivo e la tradizione siamo noi. E oggi che siamo qua, Elena ci ha invitato qua, la tradizione vogliamo farla noi. E la questione, le radici cristiane. Le radici cristiane. Mi è venuto alla memoria nel 2002, quando Wojtyla va in Parlamento. Ci furono delle critiche, no? Come il Papa va, l'Italia è uno Stato laicista, non userei neanche il termine laico. E arriva questo Papa anziano, curvo, e tutti comunque fanno l'inchino al Papa, e il Papa dice: uomini e donne di buona volontà. Il politico Elena è una donna di buona volontà, perché come diceva Paolo VI, la politica è la forma più alta della carità. E Wojtyla a che cos'è che esorta i parlamentari? A seguire la luminosa tradizione. Dice: seguite la luminosa tradizione che fa parte del vostro paese. Ed è questo che noi non dobbiamo dimenticare. E in maniera che, rileggendo il discorso che mi ha commosso, è quando, nella sua maniera etica, ovviamente parliamo del Papa, dice: Dio benedica l'Italia. Dio benedica l'Italia. E allora chiudo, perché dobbiamo rimanere sui tempi, quando chiudo sulle radici e resto in piedi, non mi siedo più sul trasbordo. Quando si parla delle radici cristiane, allora quando noi parliamo delle radici cristiane, qualcuno può accusarci di oscurantismo, no? Di bigottismo, i soliti cattolici, i soliti veneti che vanno alla messa della domenica. Non è così. Il cristianesimo è entrato a far parte della nostra cultura, della nostra tradizione, del nostro modo di essere. Ho sentito gli imprenditori prima di me, sono onorata di partecipare a questa riunione di oggi, e mi è sempre prima, ieri, mentre pensavo, qualcuno ha parlato prima di me del reddito di cittadinanza. Allora vedete, qual è la questione oggi? In politica serve buona educazione, serve imparare l'educazione, ad essere persone educate. Poi bisogna anche un po' comunque sapere le proprie tradizioni, se non le hai percepite dalla famiglia comunque devi studiare. Orat legge et labora. Orat et labora è più semplice. Le regole di San Benedetto patrono dell'Europa. Ma vedete, le regole benedettine non sono esclusivamente delle regole religiose, sono anche delle regole che la piccola e media impresa, la regola di gestione di Benedetto è una regola che si applica. L'abate, che è paterno nella gestione del monastero, la regola della rete è una regola che deriva da San Benedetto. San Benedetto è il primo che dà la dignità del lavoro, perché in quella società chi era nelle gerarchie non lavorava al poveraccio. E Benedetto dà
il senso e la dignità di quello che è il lavoro. Ed queste sono le nostre radici cristiane che noi non possiamo dimenticare. Io ringrazio di cuore Elena. Grazie.